Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su F1, Manager 22, siamo in Messico e siamo quinti e secondi. In realtà abbiamo finito le qualifiche ottavi e dodicesimi, però con le penalità degli altri ci siamo beccati queste belle posizioni. La TG è uguale da un punto di vista di pneumatici, però Ricciardo partirà forte per poi andare normale, mentre Norris partirà normale per poi tirare di più. Io direi di andare. Vediamo se riusciamo a fare, io sognerei un doppio podio. È una bella giornata di sole e i piloti si Dai raga. Ci siamo, è tutto pronto. Mamma mia, che bello vedere Lando. È stato anche in pole, quindi però. Si spengono le luci. Go, go, go. Vai. Vediamo se. Ian Norris ha già perso una posizione purtroppo. Da Gasly, incredibile, no, da Gas no, però Fiore. L'Alfa Tauri passa avanti. Non ci voleva questo. Ricciardo però, aspetta un attimo. Sì, Ricciardo può andare al top. Vai Rich. Cioè non proprio al top, però quasi. Vai. Partenza non bella di Lando, purtroppo abbiamo pezzi nuovi in tutte le macchine, quindi componenti non usurati. Ricciardo già quarto, bene. Adesso vediamo se Norris se lo ciuccia Gasly. E sembra di sì. Perché non mettono questi un po' più a destra e un po' più a sinistra, zio Ken? L'unico vero errore della grafica. Molto bene, blau job, vai. Ci sta riprovando Gasly, sappiamo che Gasly comunque è un avversario tosto. Sorpasso spettacolare della McLaren. Ne abbiamo più noi, Ok, very good. Solo che Max se ne sta già andando, il Conte Max. Vediamo pneumatici di Max, chiaramente con le medie, con le soft solo Latifi e Ocon, che Ocon è in trattativa, Ocon è uno di quelli che vorremmo, ma vediamo, non è ancora detto. Ok, gara è iniziata comunque tranquilla. Il problema è che sì, siamo fuori dal DRS, ma non posso minimamente aumentare la velocità in questo momento. Cioè, non voglio usarla di più. Io sapete che amo giocarmi tutto alla fine. Adesso siamo 1 e 2, quindi insomma alla fine non siamo tanto messi male. Se Ricciardo supera subito Gasly, potremmo anche pensare magari di lasciare spazio a Ricciardo, visto che comunque ha una strategia dove parte più forte. Dai Rich però. Dai Rich, ciucciatelo. Adesso la macchina anche a livello prestazionale messa bene. Ok, sorpasso compiuto. Oh yes. Secondi e terzi, molto bene. No, ancora che rompe i coglioni Gasly. Non è ancora chiuso il sorpasso. Adesso sì però. Adesso vediamo se Ricciardo si avvicina a Norris senza chiaramente che Norris perda posizioni. Vediamo chi ha il ritmo più elevato. Uno e 3, comunque il vantaggio rimane uguale. Cioè siamo sull'1 e 2, 1 e 3 da Verstappen, ma non mi preoccupo per il momento. Ok, Ricciardo sta già prendendo spazio. Bravissimo Rich. Quanto me lo godo Rich. Vai Rich, 6 decimi. Ok, stiamo su neutro. Perché io ho un'idea. Andare a prendere Norris, che può tirare di più Ricciardo adesso.
Però non posso ancora fare ordini scuderia perché rischio che perda troppo Norris. Infatti sta già guadagnando adesso Max, ovviamente. Blocco delle ruote di qualcuno. Ma penso dietro. Chi è stato? Qualcuno ha bloccato le ruote. Bottas. Ma a noi non ci interessa Valtteri. Quasi quasi, però vedo che non ostacolare il compagno. Veloci però, veloci. Ok, basta. Boh. Perfetto, bravo Rich. Adesso Rich vediamo se riesce ad andare a prendere. Però Norris l'è un po' in difficoltà. Stiamo così almeno. Ricciardo a 2 secondi da Verstappen, che chiaramente è di un altro pianeta. Ma siamo su strategie diverse, quindi è giusto che Ricciardo vada avanti. Fastest di Rich, infatti, fastest di Rich. Fastest di Rich. Il problema è che stiamo un po' soffrendo qua. Norris sta soffrendo adesso, È un po' in sofferenza Lando. Guardate se vogliamo tenere le gomme. Stanno spingendo di più gli avversari. Purtroppo c'è il sorpasso. Ma sta tenendo duro. Tien duro Lando. Go Lando, go. Sono molto rigido nelle strategie nella prima parte di gara, lo sapete, raga. Boh, Ricciardo se ne sta andando, ovviamente. 1,9 il vantaggio di Verstappen su Rich. Possiamo velocizzare un attimo. Batteria prosciugata. Bisogna accumulare con entrambe, purtroppo, adesso. Non è prevista pioggia, come controlliamo? No, assolutamente no. Neutro. Neutro. Mamma mia che lotta però dietro. Purtroppo loro usano il DRS che noi non abbiamo. Se ce la fa Perez, c'è un Red Bull, hanno un passo diverso ancora. Ricciardo nella seconda parte comunque fa fatica in qualifica, ma in gara sta rivelando superiore a Lando. Occhio. La McLaren sale e va avanti. Niente, ancora lotta vera, lotta pura. Comunque la sosta è prevista per Ricciardo tra il 24 e il 30 e 32-38 per Lando. Comunque Verstappen di un altro pianeta per il momento. Sempre lotta Norris, Perez purtroppo. Adesso Perez supera. Attenzione, addirittura Norris davanti a Rich. Sì, presso veramente abbiamo il carburante. Siamo in difficoltà col carburante, ragazzi, Siamo in difficoltà col carburante. Verstappen purtroppo se ne sta veramente andando. Mamma mia che bagarre che c'è qua. D'altronde siamo più lenti di Ferrari e Mercedes, ci sta. Dobbiamo riuscire un po' a recuperare il carburante perché siamo messi malissimo. Max invece è in fuga. Siamo abbastanza in lotta. Mamma mia, sempre così siamo, ragazzi, sempre così. Con Verstappen che è veramente in fuga, ma noi ce ne sbattiamo i maroni.
Siamo comunque forti. Adesso però Perez si ciuccia Norris, ovviamente. Velocizziamo un attimo per poi portare il carburante La Red Bull passa. normale, diciamo. Ok. Equilibrata. Equilibrata. Adesso si vede molto l'usura 70-78 tra le due. Adesso qua c'è doppietta Red Bull, ragazzi. Ok, siamo là, siamo là. Ocon ha usato molto le gomme, però chiaramente le soft. Bellissimo il campione, benissima la gara, purtroppo Verstappen è in una fuga devastante. Facciamo velocizzare un attimo. Yellow flag, yellow flag. Va velocissima. Bloccaggio di Lance Stroll. Che è successo? Diamo un'occhiata. È Lance Stroll. Quel bloccaggio poteva costargli caro. Che rischio. Eppure oggi la squadra puntava in alto. Grosso rischio. Velocizziamo un po', c'è Leclerc che ovviamente comunque è vicino a Norris. Ricciardo è vicino. Con ai box intanto, con ai box. Gara abbastanza regolare comunque. Il fastest è Charles. Norris torna secondo. Ricciardo addirittura quinto però. Adesso quarti e quinti siamo. Facciamo fatica, Beppe. Facciamo fatica. Red Bull è avanti. È una continua lotta. Entrambe fuori dal podio adesso. Ma bisognerà vedere più avanti. Adesso non è ancora la nostra gara teoricamente. Yellow flag veloce, yellow flag veloce. Russell. Vediamo cos'è successo. Vediamo. Ecco già. Bene Russell, comunque sta lottando con noi. Testa coda pesante di Russell. Norris terzo. Ricciardo quinto. McLaren sale e va avanti. Verstappen è veramente tranquillo per il momento. Ok, vanno ai box gli altri. Gli altri vanno ai box secondo me un po' velocemente. Recupereranno ovviamente. Ok, sono in è in finestra il buon Rich. Il buon Rich è in finestra. Non ostacoliamoci. Ok, vai. È Rich che ha la priorità. Tra poco va ai box. Boh, adesso cosa ha messo? Perez, le hard ovviamente. Dai, veloci. Credo che sta recuperando Perez, è ovvio. Ok, adesso facciamo spingere a Ricciardo. Intanto ancora... Ma porca puttana, ma perché Rich? Perché le gomme usurate, ci sta. Devo farla, a me dispiace, ma non ha senso questa cosa. Ecco, chiaramente Norris la perde anche su Russell, ma va bene. Mi va bene in questo momento. Adesso Ricciardo deve spingere a manetta. La Mercedes conquista una posizione. Dai Ricci, involati. Ricciardo deve spingere adesso. Mentre Norris poi... Verstappen ai box. Max ai box. Max ai box.
Teoricamente riusciamo a superarlo perché il vantaggio di stacco non era così elevato. No, rispostare ancora invece. Ok, vai box anche. Le box un po' tutti. Ce la fa Ricciardo. Cioè, veramente Verstappen esce davanti. Incredibile, mamma mia. Incredibile, ragazzi. Max, gara mostruosa di Max. Gara mostruosa di Max. Lo teniamo ancora fuori per il momento. Anche lei che è ai box. Ok. Ricciardo può andare ai box. Rich può andare. Vai Rich. Box per Rich. Mentre Norris ha ancora la strada da fare. Dai Rich, involati verso la gloria eterna. Gara comunque tranquilla dopo le ultime gare un po' scoppiettanti. È chiaro che Perez non è lontano. Neanche Leclerc. Ma loro intanto le stanno usurando le gomme però. Ed è questo che a me interessa. Ok, Rich, high box. Rich, high box. E adesso Lando è secondo e ha strada abbastanza libera. Il fastest è di Charles comunque. Ok, vediamo Rich come esce. Sicuramente qualcosa ha perso, lo sappiamo. E abbiamo... Mamma mia, quante ne abbiamo, Ho paura che le perda. Mamma mia. Ha perso tanto Rich, purtroppo. Ok. E andiamo così. Perché adesso Rich deve avere un obiettivo standard, teoricamente. Ricciardo addirittura nono in classifica. Alla fine potremo provare a tirare, vabbè. Adesso stiamo sulando. Che ne ha ancora giri di fare. Verstappen ha già fatto la sosta. Ok, in finestra. Ecco, possiamo tirare adesso. Ricciardo rimane nono per il momento. Tra poco facciamo tirare anche a Norris. Sta prendendo benzina, è normale. Ok. Ho paura che perderà parecchio anche Lando adesso. 100% pace, 100% pace. Tira Norris più che puoi. È arrivato anche Charles. Strategia che forse non ha convenuto molto di stare il più possibile fuori. Attenzione, yellow flag, ti prego, dammi la safety car. Niente da fare. Niente da fare, purtroppo. C'è stato un bloccaggio qui. Andiamo ai Perez, comunque, buono. Perez, bell'errore di Perez. E adesso vediamo come esce. Addirittura ottavi e noni, mamma mia. Ok, understood. And just remind you, use the pit limiter in the pit lane. Non bene, non bene. Troppo pauroso, sinceramente.
Possiamo stare sull'arancione. E qua però conservativa per un po'. Be careful with this tyre. Finché non recupero. Cool. Adesso Norris può tirarla tranquillamente. E vediamo, secondo me gli altri andranno nei box però ancora, ho questa sensazione. Ok, equilibrata. Siamo tanto indietro, mamma mia. Male male oggi, male male. Yellow flag veloce, purtroppo. Testa coda! Vettel che poi è molto indietro. Vediamo le gomme degli altri. Beh, però 73 già, Ma non sono così convinto che possano arrivare fino in fondo bene. Però ora che siamo lontani, la potremmo fare anche noi forse la sosta. Ma vediamo, vediamo. Credo che siamo molto, molto distanti. Yellow flag. Ancora veloce però. Bloccaggio in pista? Ora Vettel, vaffancuore. Questa gara molto ordinaria per il momento. Siamo tanto, tanto distanti dai primi però. E ritornano ai box. L'avevamo detto, ritornano ai box. Adesso dovremo capire loro cosa mettono. Le medie. Io potrei provare le soft a sto punto. Mi sembrava impossibile, cazzo. E adesso vediamo se è fattibile. Da capire, se è una safety car, sarebbe perfetta per noi. Avremo una sosta gratuita praticamente. Eccola qua, è qua? Niente da fare. Yellow flags. Bloccaggio di Ocon. Understood. E tutti vanno più veloci perché hanno fatto le doppie soste. Ancora yellow flag, ma bloccaggio. Yellow flags. Bloccaggio di Tsunoda. Okay. Understood. Siamo sesti, ottavi. Però non hanno fatto due soste. A sto punto ci conviene tirare di più. Perché la strategia di una sosta vedo che sta portando solo errori. Vabbè, ci serve anche questo. Ci serve anche questo, ovviamente. Ci vorrebbe la settima, ma non abbiamo sta fortuna, purtroppo. ...11 giri alla fine. La Red Bull passa! Ormai è impossibile. Ecco, Ricciardo potrebbe farla, tanto. Se arriva una safety car sarebbe perfetto. Tanto non perdiamo posizioni. Quindi... chi se ne frega. Box this lap. Mai, strategia una sosta, mai più. Okay. Porta solo a cose negative. I'll box this lap. Non perdere la posizione. Ok. It's a good lap. Norris supera Gasly. Il problema è che ha le gomme molto usurate. 52. Perché le terze sono 72, Passes di Ricciardo, ovviamente. Adesso Rich può fare dei giri da qualifica, almeno per prendersi il giro veloce. Vabbè. Sono certi casi sarebbe adesso, ma la vedo alquanto difficile ormai. Proviamo a tirare.
Non si guadagna qualcosa. Rich rimane la Norris, addirittura perde. Ai ai ai. Ottavi e noni Una siamo. posizione guadagnata per l'Alfa Tauri. Vabbè. Gara un po' svogliata, onestamente. Ho sbagliato tanto. Vabbè, ci sta. Dopo tanti belli risultati ci sta anche un po' di cagate. So che ne ho fatte tante. Vince Verstappen, anche se ormai il mondiale è andato. Si è svegliato tardi la Red Bull. Traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Dai. Pochi punti oggi. Giro veloce però di Ricciardo e qua godo. Bravo Rich. Siamo là, 138-102, la lotta comunque per il settimo e ottavo posto è bella. In realtà Norris ha perso una posizione, ha perso il sesto posto. Norris è in grossa difficoltà. Costruttore, ormai vabbè, è chiaro che il quarto posto è assicurato. Punto sviluppo, benissimo. Questo è importante. Siamo in Brasile, penultima tappa del mondiale. Ok. Non posso più sviluppare un cazzo. Posso progettare però. Ok. Nuovo progetto. Ah no, progetto neanche. Beh, produzione, ma abbiamo un cazzo da produrre. Punto sviluppo per Rich. Cioè per Norris. Ancora difesa. Vai. Perfetto. Ok, ovviamente. Reso conto ottobre. 22 milioni, non male. Ok. Produciamo. Aspetta, cosa devo produrre? Dio. Allora. Sottoscocca. Allora. Telaio, ok. Produzione. Se serve. Produciamo. Alettone. Produzione. Ok. Pance laterali. Sospensioni. Ok. Ma perché? Perfetto. Dai che la macchina c'è. Scusa, perché siamo calati? No, cazzo. Ah, perché non ce l'ho, giustamente. Ok. Ma porca troia. Ho fatto una cosa che ha peggiorato la macchina. Perfetto. No, perfetto così. Alettone anteriore. Allora. Varie sospensioni. Dai, finiamo con questa ormai. Tanto è l'ultima cosa da fare. Sì, però non tutte, siamo pippe, se ce li facciamo tutti no. Ok. Aspetta un attimo. Ok. Dobbiamo migliorare tutto qua. Perfetto. Buono.
Gara, va bene, obiettivi soliti. Conferma. Conferma. Giro più veloce anche no, vabbè. Auto. Ok, dovremmo esserci. Vedi che cala. Ah, perché se ancora uno ne ho, ma puttana miseria. In corso. Ti dai una mossa magari, grazie. Ok. Allora, magazzino. Qua dobbiamo produrlo però. Emergenza. Spegniamo soldi, almeno ce li ho subito. Benissimo, e miglioriamo ancora. Molto bene. Poi. Perfetto, ci siamo. Ok, abbiamo tutto, pance laterali. Sospensioni. Sottoscocca. Alettone. E telaio. Molto bene. Bene ragazzi, andiamo per la gara del Brasile, per l'ultima tappa del mondiale, ormai gli obiettivi sono raggiunti. Mai più una sosta solo, perché tiriamo poco, facciamo cagare. Stiamo come all'inizio, cioè belli aggressivi e piuttosto una strategia in più, perché vedo che va meglio così, insomma. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!